Nei locali della Biblioteca Comunale Franco La Rocca è stata celebrata oggi la Settimana Nazionale Nati per Leggere, con una manifestazione nata dalla collaborazione tra il Coordinamento Regionali Nati per Leggere Sicilia e l'Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Agrigento. I momenti della giornata hanno visto la presentazione del programma nazionale Nati per Leggere, la mostra dei libri Nati per Leggere e la lettura di tante storie dei bambini. Hanno partecipato alla manifestazione gli studenti della scuola dell'infanzia all'Istituto Comprensivo Agrigento Centro ed Esseneto, genitori, insegnanti, anche proprietari, operatori e volontari della città e degli altri comuni della provincia. Siamo nella settimana nazionale Nati per Leggere. È una settimana che quest'anno va dal 18 al 26 di novembre, una settimana istituita per promuovere il diritto alle storie di tutti i bambini, tant'è che viene celebrata proprio a cavallo della giornata internazionale dei diritti dei minori. E questo perché si vuole appunto tutelare il diritto dei bambini alle storie, alle letture, proprio perché la lettura ad alta voce fatta in famiglia dai genitori che leggono ai propri bambini produce nei bambini tanti benefici relazionali, benefici cognitivi, e quindi noi vogliamo che tutti i bambini abbiano le stesse opportunità di sviluppo. Ad Agrigento abbiamo voluto realizzare questa giornata proprio per festeggiare questa settimana con due iniziative. Abbiamo una mostra di libri nati per leggere che vedete alle mie spalle, sono i libri che la Biblioteca Comunale La Rocca possiede. Sarà a disposizione dei bambini, delle mamme, dei papà e anche delle scolaresche per tutta la settimana. E poi, come vedete, qui ci sono tanti bambini perché due istituti hanno accolto il nostro invito, l'Istituto Comprensivo Esseneto e l'Istituto Comprensivo Agrigento Centro, per cui ci sono delle classi di questi istituti alle quali stiamo facendo delle letture, ma il nostro vuole essere solo un esempio per i genitori. Infatti qui ci sono pure i genitori dei bambini, perché vogliamo invogliare i genitori a leggere ai propri bambini. Noi ci onoriamo di partecipare al progetto Nati per Leggere perché è un progetto molto importante in tutto il territorio, ma non soltanto in tutto il territorio. Abbiamo avuto il piacere di essere formati attraverso dei corsi da Nati per Leggere e abbiamo l'onore di aver partecipato a questa iniziativa grazie alla nostra ex preside, alla defunta nostra ex preside Maria Giovanna Cassaro, e grazie anche alla sensibilità che la nuova preside, la dottoressa Musca, ha mostrato. Le nostre classi sono già da anni iniziate a queste attività. Abbiamo una bellissima biblioteca Nati per Leggere perché l'iniziativa si fonda proprio sulla lettura sin da bambini piccoli da parte dei genitori, ma poi anche nella scuola, e in questo progresso noi abbiamo avuto la felice idea di avere una biblioteca che si nutre di questi libri, perché i libri Nati per Leggere hanno un percorso tutto proprio, sono selezionati e noi siamo formati proprio per questo.